Oggi parliamo di SIDS, ovvero di Sudden Infant Death Syndrome, che è un fenomeno che purtroppo si manifesta con la morte improvvisa di un lattante nel sonno, lattante apparentemente sano. Purtroppo non si conoscono le cause di questo fenomeno, ma ad oggi esistono diverse associazioni composte e costituite da genitori che sono stati esposti purtroppo a questo fenomeno, come per esempio Semi per la SIDS, che stanno studiando e finanziando la ricerca per capire quali possono essere le cause di questo fenomeno. Ad oggi sono state individuate delle raccomandazioni scientifiche e delle buone pratiche per poter ridurre l'incidenza della SIDS. Le vediamo insieme. Quindi di seguito alcuni consigli molto pratici per prevenire la sindrome da morte improvvisa del lattante. Primo fra tutti, per fare la nanna sicura è necessario posizionare il lattante su una superficie quanto più rigida possibile, quindi scegliere un materasso rigido e non troppo morbido. Seconda cosa, è necessario mettere il lattante a fare la nanna nella sua culla e non far dormire il lattante insieme ai genitori nello stesso letto, quindi preferibile far dormire il lattante nella stessa stanza dei genitori ma in una culla separata. Altra cosa, nella culla del lattante è meglio che non ci siano oggetti, giocattoli o paracolpi, quindi la culla deve essere libera. Preferibilmente non posizionare un cuscino sotto al capo, ma è meglio lasciare il lattante adagiato sul materasso. Il capo deve stare quanto più possibile allineato, non flesso in avanti. Cosa molto importante è posizionare correttamente il lattante in posizione supina, quindi la posizione supina è la posizione sicura per poter far dormire il lattante durante la notte. Meglio quindi non posizionare il lattante a pancia in giù, questa non è una posizione sicura, e nemmeno la posizione sul fianco. Ricordatevi lattante a pancia in su. Ricordatevi inoltre che il lattante non deve fumare né in gravidanza né dopo il parto, quindi passivamente il lattante deve essere allontanato dal fumo, non deve fumare passivamente. Come ultima cosa, il succhiotto, quindi il ciuccio, è stato visto che riduce l'incidenza della SIDS se lo lasciamo dalla nascita all'anno di età.